Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Questa mattina i portuali di Trieste hanno iniziato lo sgombero del presidio attivo da giorni davanti al varco 4. Sul posto sono arrivate le prime auto della polizia con gli uomini in tenuta antisommossa. Sono stati usati gli idranti e successivamente anche lacrimogeni. Un paio di lavoratori hanno accusato dei malori e sono stati soccorsi dal personale di un'ambulanza. Voci di un possibile sgombero forzato da parte della polizia erano circolate già questa mattina presto tra i lavoratori che avevano iniziato a smantellare il presidio prima ancora dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quando sul posto è giunta la polizia, i lavoratori si sono fatti trovare seduti a terra lungo la strada e hanno iniziato a intonare slogan come "la gente come noi non molla mai" e "libertà". Un funzionario ha invitato più volte i manifestanti a disperdersi in nome della legge. A quel punto sono stati azionati gli idranti. La polizia ha creato una sorta di barriera tra uomini e mezzi con l'obiettivo di avanzare lentamente per far allontanare dal varco i lavoratori. Tra questi c'è anche il leader della protesta, Stefano Puzzer, che ieri si è dimesso dal coordinamento dei portuali di Trieste. Alle poche centinaia di manifestanti che erano al varco, questa mattina si sono via via aggiunti altri lavoratori provenienti anche da altre località della regione, in tutto 1 migliaio di persone. Alcuni manifestanti sono stati identificati dalle forze dell'ordine. Primo giorno d'ingresso in fabbrica con Green Pass per gli operai dell'Electrolux di Porcia che venerdì scorso erano a casa in cassa integrazioni per mancanza di materiale. Nello stabilimento pordenonese non si sono verificati particolari problemi. Dalle stime dell'azienda i dipendenti sprovvisti di certificato sono tra il 10 e il 15%. Prova Green Pass per i lavoratori dell'Electrolux di Porcia, oggi per la prima volta alle prese con l'ingresso in fabbrica con il certificato verde. Debutto saltato venerdì 15 ottobre visto che gli operai erano in cassa integrazione a causa della carenza dell'acciaio che ha bloccato, come capita di frequente ultimamente, la produzione. Ai controlli allestiti con la collaborazione della Croce Rossa non sono stati riscontrati particolari problemi, tranne qualche disguido tecnico con alcuni cellulari facilmente sistemato. Per il resto nel sito di Porcia, che conta circa 2000 dipendenti, tra colletti bianchi e operai, c'è stato solo un caso nel turno mattutino di una persona con certificato non conforme che non è stata fatta entrare. Qualche malumore si era registrato la scorsa settimana tra i lavoratori, i quali si erano riuniti in assemblea giovedì scorso, ma senza che nascessero proteste o presidi, anche per il lavoro di mediazione di sindacati ed RSU. I dipendenti, al momento sprovvisti di Green Pass, secondo le stime dell'azienda svedese, per Porcia si aggirano attorno al 10-15%, in linea con la situazione nazionale, un dato che non dovrebbe gravare sulla produzione. La speranza è quella che nei prossimi giorni un'ulteriore fetta di dipendenti si possa vaccinare. Hanno riaperto alle 7 di oggi i seggi per i ballottaggi alle elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia. Sono interessate dal secondo turno elettorale Trieste e San Vito al Tagliamento. Sarà possibile per i cittadini votare fino alle 15 di oggi. Il servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle 23 di ieri. A Trieste su un totale di 184.489 elettori hanno votato in 57.902 pari al 31%. A San Vito al Tagliamento su un totale di 13.874 elettori hanno votato in 5.818 pari al 42%. L'affluenza definitiva si conoscerà solo dopo la chiusura dei seggi. Le operazioni di scrutinio prenderanno il via alle 15, Telefriuli le seguirà in diretta a partire dalle 14.55 circa con collegamenti da San Vito al Tagliamento e da Trieste. Siamo alla cronaca, versa in gravi condizioni un uomo di 56 anni che nel pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un incidente accaduto lungo la ex strada provinciale 62 nel comune di Coseano. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Campoformido si sono scontrate una vettura e le due ruote condotta dal 47enne. L'impatto è stato molto violento, il Centauro è finito proiettato a 7 metri di distanza riportando diverse fratture e lesioni. Dopo l'allarme lanciato da un automobilista coinvolto nello scontro da altri utenti della strada, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario e l'ambulanza. Stabilizzato, il Centauro è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine in volo in codice giallo. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Ancora rintracci di migranti a Udine, un cittadino pakistano è stato trovato fuori dalla caserma ex Cavarzerani in via Cividale alle 17 di ieri dal personale del Nord e carabinieri del capoluogo friulano.
Altri 2 migranti cittadini marocchini sono stati identificati sempre nello stesso punto dai militari dell'Arma alle 19. Tutti i maggiorenni senza documenti hanno richiesto asilo e sono stati accolti all'hub dell'ex caserma Cavarzerani e avviati a triage e quarantena fiduciaria. Ladri in azione nello store Vita Bella di Via Taboga a Gemona. Sul posto sono intervenuti vigilanti del corpo vigili notturni, malviventi hanno tagliato una parte della recinzione, poi hanno infranto la porta d'emergenza penetrando nel negozio. Sono riusciti a impossessarsi del registratore di cassa e diversa merce. Allertato il 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tolmezzo, danni in corso di quantificazioni. Altri ladri, ma in un'abitazione a Ruda, dove da un capanno sono stati sottratti attrezzi per il lavoro nelle campagne da giardino, attrezzatura edile. La brutta sorpresa al rientro dei proprietari che hanno chiamato subito il 112, furto anche a San Daniele in 2 case. In assenza delle famiglie, i malviventi sono entrati nelle dimore e hanno rubato strumentazione tecnologica, monili in oro, denaro contanti, alcuni preziosi custoditi all'interno di una cassaforte, danni in corso di quantificazione. Ieri, dopo 50 anni, la Società Filologica Friulana è tornata a Venzone per il proprio congresso sociale, un'occasione anche per riflettere sul valore anche di collante della lingua friulana. La lingua parlata è fondamentale per l'autonomia e l'autodeterminazione di un territorio e delle sue comunità. Non è solo una questione culturale. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, prendendo parte nel Duomo di Venzone al 98° congresso della Società Filologica Friulana. Il presidente Federico Vicario ha sottolineato come il ritorno della filologica a Venzone abbia l'obiettivo di valorizzarne non solo il patrimonio artistico e culturale, ma anche quello morale che risiede pure nello spirito della ricostruzione. La Società Filologica Friulana torna dopo 50 anni nella straordinaria località di Venzone, una località davvero vicina al cuore di tutti noi friulani. Siamo tornati qua per dare un nuovo contributo alla valorizzazione, alla promozione di questo straordinario patrimonio di beni culturali, ma anche morali e spirituali, che stanno, diciamo, non soltanto nelle pietre di questo Duomo che qui ci ospita, ma anche nello spirito di questa ricostruzione, di questa forza che è comune a tutta la nostra comunità. L'Assemblea della Filologica Friulana per ringraziare e promuovere quella che è la lingua come elemento fondamentale della specialità di questa regione e che, sulla quale si basa essenzialmente l'autodeterminazione non solo delle istituzioni ma l'intera comunità. Ma la lingua anche come inizio di un'autocoscienza identitaria che ci deve tutti far raccogliere su quelli che sono i valori fondamentali dell'essere friulani e quindi il legame con la propria terra, con le proprie tradizioni religiose, con la propria cultura, anche con la propria lingua. Solo se siamo profondamente da friulani coscienti di quello che siamo, riusciremo anche a determinare in una maniera positiva il futuro della nostra comunità e il Friuli avrà il ruolo che gli aspetta in questa grande regione che è grande se è grande il Friuli. È stata finalmente restaurata la ninfa che impreziosisce i giardini di Palazzo Valvason Morpurgo. La statua in marmo di Carrara, mutilata dalla sua mano sinistra l'11 gennaio del 2017, oggi è tornata a brillare in tutta la sua bellezza, con l'arto superiore perfettamente ricostruito. L'opera, realizzata nel 1905 da Leonardo Liso, era stata riposizionata al centro della corte il 13 aprile scorso, al termine della ristrutturazione che aveva coinvolto l'ex Palazzo Upin e il giardino del Palazzo Settecentesco del centro di Udine. Da oggi e fino al 22 ottobre per le scuole su prenotazione il CRAF apre i suoi archivi fotografici. Con la conclusione del secondo deposito climatizzato secondo gli standard europei sulla conservazione, restauro, digitalizzazione e catalogazione della fotografia, per il CRAF, centro di Spilimbergo che cura la ricerca e tutela di questo prezioso patrimonio, il calendario eventi prospetta archivi aperti, 7ª rassegna che l'Associazione Nazionale Rete Fotografia dedica quest'anno alla sostenibilità dell'ambiente, tutela del territorio e paesaggio. Archivi che sono molto importanti, 600.000 lastre positivi e negativi, e si vedrà tutta la filiera di quando arriva una collezione, un fondo per la catalogazione, quindi
passaggio dalla parte di restauro alla parte di digitalizzazione alla parte di catalogazione. Dall'inaugurazione nel 2019, abbinata ad un nucleo di collezione permanente della fotografia regionale, il centro della cittadina del mosaico conserva a tutt'oggi le citate 600.000 lastre, fra daguerrotipi, albumine, carte da visita, diapositive e negativi su lastra e pellicola, nonché preziosi epistolari e documenti che lo accreditano a livello nazionale per il prezioso patrimonio da conservare alle nuove generazioni affinché lo salvaguardino dall'erosione del tempo. La pagina sportiva è finita 1-1 la partita tra Udinese e Bologna, con i bianconeri che hanno regalato il primo tempo ai rossoblù, salvo poi rimontare grazie alla rete di Betto, espulso nel primo tempo Pereira per doppio giallo. Il tecnico Gotti, deluso dal primo tempo, è comunque soddisfatto della reazione della squadra. Il primo tempo non mi è piaciuto per nulla, quindi non sono stato soddisfatto per nulla, l'ho detto con grande chiarezza nell'intervallo. Invece dal punto di vista dello spirito e dell'atteggiamento il secondo tempo è stato molto diverso, fa il paio forse col primo tempo di Genova, lì era successo per l'andamento della partita qualcosa di diverso. Quindi un primo tempo di una partita di Serie A che non mi piace, no? C'è poca intensità mentale, cosa che invece nel secondo tempo è capitata, complice anche il fatto che, come accade qualche volta, non sempre, rimanendo con l'uomo in 10, cioè con l'uomo in meno, rimanendo in 10 con l'uomo in meno, ognuno riesce ad andare a recuperare delle energie mentali diverse. Il livello di riferimento, se tu giochi in Serie A, però tu giochi in che tipo di Serie A, tu giochi le coppe, giochi che tipo di coppe, il tipo di giocatore che può ambire a un certo livello non può prescindere da questo tipo di atteggiamento, dal dare il massimo di se stesso in tutte le occasioni in cui si trova a dare il massimo. Allora lì io voglio alzare il livello della squadra, prima ancora dei numeri, come ha detto lei. E allora mi disturba particolarmente il fatto che questi 15 giorni sono passati prevalentemente a discutere di questo e a cercare di alzare il livello da questo punto di vista. La risposta del primo tempo non mi è piaciuta per nulla. Grande rimonta della UEB Gesteco Cividale, siamo al basket che sotto l'intervallo contro Crema di 12 punti è sufficiente il primo overtime per vincere 101-98. Primo tempo da incubo, secondo da applausi e poi un overtime sufficiente a incorniciare la prima vittoria in trasferta per la UEB Gesteco Cividale. Contro Crema il primo quarto è da brividi, 28-17 il parziale, seguito da un secondo in cui si riesce a stento a fermare l'emorragia di punti, chiudendolo 17-16 e rimanendo sotto a metà gara di 12 punti. Ma poi qualcosa si sblocca negli spogliatoi e nel terzo quarto la UEB non solo rimonta, ma distrugge Crema. Ai 15 punti dei pannoni di casa Cividale risponde con 30 punti tondi, tanto da portare il parziale sul +3. E a 4 secondi dalla fine della partita Cividale è ancora avanti di 2, ma in quei 4 secondi Crema riesce a mettere il canestro e si chiude sul 24-21. E così, sull'84 pari, serve un overtime. E il tempo aggiuntivo arrida a Pilastrini, 14 Crema, 17 Cividale, per il definitivo 98-101. Io non so se vengo dalle altre partite, perché realmente sto male, giovane, sto male. Dopo 50 anni che vedo basket, stare così male per una partita non va bene. Poi è chiaro che, perché è stata una roba incredibile, una partita stupenda, in cui loro ci hanno dominato per 23 minuti, poi la squadra ha fatto 7-8 minuti del terzo quarto, secondo me a livello difensivo clamoroso, un muro. Abbiamo dato 20 punti, 7 minuti, 7 avanti. E lì è stata un'altra partita in cui noi abbiamo provato ripetutamente da degli strappi, loro non hanno mai mollato. Siamo in chiusura, l'informazione tornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con Avelina, buona giornata.